Presidente Tilatti, si è appena concluso il collegamento con il governatore Fedriga, avete preso in esame l'ultimo DPCM firmato dal Premier Conte, quali sono le considerazioni? Condividiamo le preoccupazioni espresse dal Presidente Fedriga, che sono le nostre, quindi un riportarci all'indietro, riportarci al marzo di quest'anno. Io credo che altre avrebbero dovuto essere le considerazioni e le misure che andavano prese, lasciando poi alle regioni singolarmente, in funzione della situazione sanitaria, la possibilità di emanare delle ordinanze. Io credo che alle nostre imprese va fatto un plauso e un incoraggiamento a resistere ancora in questa situazione, in attesa che qualcuno illumini chi ci governa. Così noi chiediamo di lavorare in sicurezza, nel rispetto della nostra salute, nel rispetto della altrui salute e nel rispetto della salute dei nostri dipendenti. Quindi il mio invito va alle imprese: siamo a fianco a voi, se vi serve qualcosa siamo qui.